L'apertura della porta maggiore della Basilica, i pellegrini giunti sul Sagrato a piedi, in bicicletta, da Padova, dai paesi vicini o dal Veneto o da lontano, anche molto lontano. La festa di Sant'Antonio ritornerà a essere vissuta nella modalità tanto cara ai devoti e ancora una volta il network Media Nord-Est la vivrà accanto a voi, portandola in tutte le vostre case con una lunga diretta in onda su Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, dall'alba al tramonto a partire dalle 5:30. Diretta su Rete Veneta, diretta sul sito 13giugno.org, l'occasione per stringersi attorno alla comunità dei confratelli di Sant'Antonio, i frati minori conventuali, che quest'anno dedicano le offerte raccolte con il progetto 13 giugno 2022 ai rifugiati. È un progetto sicuramente di emergenza legato al sostegno della popolazione che scappa ed è sviluppato in tre ambiti. Il primo è quello di sostenere le nostre comunità in Ucraina. Un secondo livello è un'accoglienza legata alle nostre comunità che si trovano in Polonia, in Romania, in Ungheria e in Slovacchia, ma soprattutto la Polonia, dove ci sono circa quasi 30 conventi che sono impegnati ormai da 100 giorni e più nell'accoglienza. E poi un terzo livello riguarda i migranti un po' di tutte le guerre. In modo particolare ci è sembrato importante sostenere chi da anni aiuta coloro che si trovano nella rotta balcanica. 5 le comunità in Ucraina, una a Leopoli dove i frati accolgono i rifugiati che cercano di passare il confine, un progetto legato alla storia di Antonio che in Italia arrivò naufrago sulle coste della Sicilia. È veramente un uomo che, seppur abbia vissuto 8 secoli fa, è stato un comunicatore della parola di Dio, un evangelizzatore che ha cercato di aiutare la gente ad avvicinare il Signore Gesù. E questo è un grandissimo messaggio per noi di fiducia, per coloro che arrivano oggi, che sicuramente non conosciamo, ma che potrebbero essere un dono. Tutte le indicazioni per sostenere il progetto 13 giugno sul Messaggero di Sant'Antonio, su caritasantoniana.org e su 13giugno.org. Una festa del santo, quella di quest'anno, che vedrà ritornare la processione lungo le vie della città, un momento che dopo l'eccezionale volo delle reliquie in elicottero nel 2020 e il pellegrinaggio via acqua dell'avambraccio di Antonio nel 2021, il network Media Nord-Est porterà in tutte le vostre case.